Ma mi dici uno che sbarcasce Lampedusa, vero? Sì, sbarcavi a Lampedusa, ieri sbarcavo, ma divertito. Ma sbarcasce con gommone? No, venni a nuoto, io sogno tuica. A nuoto, i tuic, perché non tuic I sono... tuic a nuoto sa fanno, che? Sa, fidano a nuotare tuic. I tuic sono nuotatori nati. A me mi pare un poco difficile. No, no, che voglio insultare tutti. Ma farei diventare tuic, capisci? Che diventa un euro. Ma perché tu sei tuic? Sì, tuic. Ah, non l'avevo capito, ti giuro, mi devi scusare. Ma scusa, la vuole il preside? Il preside, ah sì, tuic, ascoltami, io devo andare, ciao ciao. Per gli amici sono turca comunque. Ma perché mi avete convocato qua? Io manco voleva bene. Il motivo è molto lecito perché l'abbiamo convocato in questa sede. Salve, salve! Lei è il padre di chi? Boh. Giovannino. Ah, Giovannino, sì, come mi sai? Ecco, fatte le presentazioni, passiamo al dunque. Suo figlio nell'ultimo periodo non riga per niente dritto. Capito? No, scusi, ma ho la macchina in doppia fila, un attimino. Scusa, dove vorresti andare? Sei stato qui convocato e andiamo a parlare di questa situazione. Tuo figlio, Ah, io con te non ci voglio parlare. Non ho niente da dire. Certo, tu dici un maleducato di tuo figlio, allora... È pezzo di merda. Ah, stronzo, cazzi. Disgraziato, cazzi. Appena t'ingaggio fuori, ti faccio a vedere io. Non usate questi linguaggi facchini. Prodotto a mischi. Bottana. Qui siamo in un'aula. Tu sei una bottana. Deve portare rispetto a me, che sono più grande di lei. Tutto cacato. Comunque tuo figlio non si impegna. Io spiego. Ma che spiego? Arrivederci. Ora, per piacere, guardi questo registro. A lei cercava. È uno schifo. Dall'assisto il registro. Troppe assenze c'è suo figlio. Non si può dire avanti a così. O bocciamo se no, Tale asse. Questa foto che figlio pigliava. Questo è mio figlio. Ma chi tocca che mano? Lo schermo. Sui cristalli liquidi. Non che non lo capisci. No, non lo capisco. Come una porcata. Ma che razza di cristiano è? Che rovina lo schermo. Dalla sedia che poi cadaca feci. Ma si sentono in male, ma scusi. Dice nonna Rocca, si guarda, ma non si tocca. Ora lei con questo dito sa che potrebbe rompere un computer. Non l'ho fatto apposta. Ormai il danno è fatto. E mettiamoci una vita sopra. E che sarà mai? Ma il suo figlio sempre lui non cambia. Va bene. Scusi, signorina, dov'è il bagno? Volti a sinistra, angolo, dritto. Grazie per l'indicazione. Mica mi tocca ir a lavare. Ma vado che mi chiamo?